Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 25 febbraio. Ieri sono state premiate ben 239 attività economiche ritenute luoghi storici del commercio, attività che hanno reso e continuano a rendere il Veneto una delle regioni più importanti per l'economia che riesce a muovere. La premiazione è un momento in cui ufficialmente si ringrazia chi col proprio lavoro ha contribuito a far crescere la regione. A Padova a premiare le attività è stato l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, il quale ieri ha consegnato una targa a ciascuno dei 239 titolari delle attività iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio per il 2024. Le attività premiate in totale, da quando è partito il riconoscimento, sono 1563. La Regione Veneto ha investito molte risorse nel commercio, sono 173 i distretti del commercio per i quali sono stati impegnati contributi per oltre 46 milioni di euro e che coinvolgono oltre 300 comuni. Tra gli assegnatari del riconoscimento 3 attività di Chioggia, la macelleria d'Area a Borgo San Giovanni, la forneria in via San Marco, il bazar di Pagansandro in Rivavena e anche 5 amministrazioni comunali che hanno iscritto i loro mercati di valenza storica, un importante riconoscimento rivolto agli ambulanti che garantiscono vitalità ai centri urbani. Sarebbe interessante che anche Chioggia in futuro decida di iscrivere il proprio mercato. La cerimonia si è svolta a Padova, presente anche il vice sindaco della città e il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. L'appuntamento con i negozi storici è annuale, molto apprezzato dai commercianti che vedono celebrare le attività che sono sulla piazza da lungo tempo. Possono iscriversi all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio le attività che hanno un valore artistico, storico o che sono sul territorio da almeno 40 anni. L'iscrizione può essere effettuata dal 1 al 30 aprile. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Attacco hacker per caso nelle ultime ore? Sì, c'è un attacco hacker filorussi, da quello che è dato a sapere, si chiama No Name 57 se non ricordo male, e hanno attaccato ovviamente più regioni, ovviamente i siti delle amministrazioni. Non abbiamo rilevato nulla sul fronte della sanità, ma semplicemente all'interno dell'amministrazione. Abbiamo avuto un rallentamento del sistema nelle risposte, ma insomma si sta... In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. L'Emilia una notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia sono stati assegnati 10 carabinieri specializzati per essere impiegati nel nucleo natanti. Il benvenuto è stato dato loro dal comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, il colonnello Marco Aquilio, lo scorso 22 febbraio. I 10 nuovi ingressi sono giunti al comando al termine del corso di specializzazione, destinati al nucleo natanti per svolgere il loro compito di prevenzione e contrasto reati nel centro storico veneziano e nelle isole minori. All'inizio del mese di febbraio al comando provinciale di Venezia erano giunti già altri 54 militari. I militari che giungono al reparto nucleo natanti provengono da un impegnativo corso formativo per ottenere le abilitazioni necessarie per poter condurre le unità navali, corsi la cui durata può variare tra i 6 e i 9 mesi. Tra i compiti dei militari del reparto anche il controllo del rispetto delle norme che regolano la navigazione, garantendo un controllo e un pronto intervento efficace nell'arco delle 24 ore. I militari hanno infine ricevuto un augurio da parte del comandante provinciale per il compito che si stanno accingendo ad affrontare, ricordando loro l'importanza del loro operato.
Per sabato 1 marzo non prendere impegni perché all'American Followers c'è la fantastica festa di carnevale. Sabato 1 marzo, start ore 20, menù libero, sarà premiata la maschera più bella, karaoke e musica by Diego. Per informazioni e prenotazioni chiama il 351 914 0425. American Followers, lungomare Adriatico, sottomarina. Sì, sono 239 luoghi storici ed è giusto riconoscere il valore di questi luoghi in Veneto, che poi i luoghi storici sono evidentemente rappresentati da grandi commercianti che in questi anni hanno saputo anche affrontare sfide davvero importanti. Insomma, ricordiamo che le criticità non sono sicuramente finite, c'è un rincaro dei costi energetici pazzesco, ci sono tensioni internazionali che non aiutano evidentemente i mercati, però questi commercianti continuano con grande passione a fare il loro lavoro ed è giusto riconoscere questo valore. Insomma, sono luoghi storici presenti da oltre 40 anni, riconoscere questo valore e dire loro grazie per tutto quello che hanno fatto in questi anni, per quello che faranno, raccontare queste esperienze meravigliose e sperare che si avvicinino giovani per prendere il testimone da questi grandi imprenditori. Luoghi storici che spesso fanno sinonimo anche di qualità. Assolutamente, tenete conto che oltre ad essere dei luoghi dove si fa commercio di qualità, sono anche presidi di sicurezza. Insomma, nei nostri centri abitati un'attività commerciale è un'attività che rivitalizza un ambito urbano, dà sicurezza, sono anche elementi di socialità davvero importanti, insomma sono vitali per le nostre città e noi vogliamo con questo incontro di oggi sottolineare questo e ringraziarli. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Parole, scusi, abbiamo già avuto il piacere di seguirlo ai convegni precedenti, siccome si parla sempre di intelligenza artificiale, magari una sintesi di com'è, perché quando si parla di intelligenza artificiale per esempio mi viene in mente chat, le scritture, gli articoli eccetera. Nel caso dell'agricoltura come si può sfruttare questa nuova tecnologia? Beh, quando si parla di intelligenza artificiale innanzitutto si deve parlare di cosiddetti big data, no? Le grandi mole di dati che vengono prodotte da sensori, quindi che voi potete ricavare da sensori da satellite o anche sensori al suolo, in breve tempo, che siano anche affidabili, e dati in pasti ad algoritmi di autoapprendimento, voi potete ad esempio delineare degli scenari e poi prendere delle decisioni in maniera veloce. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale nell'agricoltura, ad esempio, io immagino irrigare quando ci sono dei segnali che la cultura sta andando in stress, magari anticipare questo, capendo dei segnali precursori di questo, previsioni meteo più dettagliate. So che Google sta mettendo in campo dei grandi finanziamenti per fare delle previsioni che siano affidabili a 15 giorni, anche se quando parli di 15 giorni sai c'è sempre un'incertezza, però magari con questo mole di dati le previsioni possono essere più raffinate. Provo a immaginare ad esempio alla gestione anche proprio dell'acqua per un consorzio, se tutto è automatizzato, magari collegato anche con satellite e con le caratteristiche del suolo, conoscendo le caratteristiche del suolo ad esempio e la sostanza organica del suolo, perché quella è l'aspetto un po' più critico, no? Che manca, che non sai mai qual è la percentuale di sostanza organica, e ce n'è veramente molto poca. Il sistema può reagire con tempestività dicendo attenzione, sulla base di quello che è accaduto gli anni prima io posso immaginare che fra un mese per quel tipo di area del consorzio,
con quel tipo di suolo, con quel tipo di sostanza organica potrebbe entrare in crisi, quindi io mi preparo già e vado a vedere quanti metri cubi ho di invase pronto e com'è la portata, quindi se posso fronteggiare questa emergenza. Ecco. Siamo ancora all'inizio, però effettivamente in futuro potremo vedere questo tipo di applicazioni e sta correndo tutto veramente molto veloce, quindi non sarà un futuro tanto remoto, ma in breve vedremo questo. Grazie professore. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 25 febbraio, è la farmacia Ancona Andrea in Viale Padova Sottomarina. Vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube di Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.